Io prima, quando sono entrato in questo bellissimo salone, ho subito incontrato delle persone speciali che sono qui di fianco a me e si parlava di vino, naturalmente, vedete delle bottiglie, e parlavamo di una zona che è molto interessante, che sta, come dire, rinascendo in qualche modo, perché si parlava che una volta si portavano via damigiane, adesso si portano via delle bottiglie particolari. Sono in compagnia di... Fabrizio Illica e Simone. Simona. E prima dai, raccontami quello che mi avevi detto prima, cioè in pratica il lavoro che state facendo voi, un po' anche queste generazioni diciamo un po' nuove che in qualche modo interpretano il vino non come una semplice bevanda ma come dire, un piacere in più. Esatto. Noi siamo a Piacenza, ormai siamo la terza generazione che produce vino, ovviamente, prima mio nonno, poi mio padre, poi io e mio fratello, e i colline piacentine hanno una caratteristica particolare che sono su terreni fossiliferi nella valle della Valdarda, che è tra Castellarquato e Vigoleno. Facciamo vedere qui i fossili che ci sono. Prima abbiamo mangiato le ostriche e qui troviamo i fossili delle ostriche di una volta. Infatti questa peculiarità del terreno, indipendentemente dalla produzione della cantina, danno una parte salata e minerale a questi vini, hanno un'impronta, un filologico comune. Vini che hanno bisogno di tempo, ovviamente nascono come vini circa 70-80 anni fa con mio nonno, come vini da damigiano e vini del contadino, per poi evolversi con mio padre e con noi. Oggi produciamo, avendo scoperto il territorio con le nuove tecniche enologiche, produciamo prodotti biologici naturalmente, con un focus in particolare sulle bollicine. Sì, prima mi hai molto incuriosito quando mi hai parlato del vostro metodo classico, se non Sì. sbaglio, in rosa. E siccome qui abbiamo Giovanna, gli dico, dobbiamo rendere merito a queste bellissime donne che sono in compagnia nostra. No? Esatto, noi siamo penso tra i pochi produttori in Italia che vanno a sfumantizzare una Barbera, quindi usciamo un po' dagli schemi del Pinot e dello Chardonnay, visto il cambio climatico che c'è nel nostro territorio, in modo particolare nelle pianure, la collina con questi vini qua, con la Barbera che per me è un vitigno straordinario e assolutamente versatile, otteniamo una bella bolla, grandi acidità, grandi mineralità e poi soprattutto in onore delle donne il rosa va sempre bene. Facciamo vedere la bottiglia questa, se non sbaglio. Sì, sì. Adesso vediamo la tua presentazione, come ce la presenti. Allora, questo qua è un metodo di spuma primaria, un metodo particolare che viene utilizzata, fa una sola presa di spuma, quindi sta sulle sue fece circa un anno e poi viene imbottigliato e viene messo in commercio dopo 6 mesi. Ha delle note particolari, io lascerei questo bicchiere al signore, ha delle note particolari che si sposano, è un vino molto originale che si riconosce tranquillamente tra tanti vini, non ha bisogno di essere particolarmente commentato, però è un vino che è stata una nostra prima produzione fatta con questa tecnica, ci ha dato molte soddisfazioni, ha ricevuto vari premi anche a Londra e ad Amsterdam, e nelle varie fiere con i vari espositori, i vari buyer. E penso che da questo progetto poi ci siamo spostati anche sul metodo classico che è il centenario di Illica, che lo produciamo per la morte di Luigi Illica, famoso librettista di Puccini, di Verdi, di Rossini, in pratica chi ha fatto e scritto la Bohème, la Tosca e quant'altro. In suo onore verrà presentato qui in anteprima, ma poi in primavera verrà messo in commercio. Probabilmente con la Vinitaly sarete quel periodo lì. Noi con l'uscita di questo prodotto qua pensiamo di uscire attorno ad aprile, quindi probabilmente in concomitanza del Vinitaly. Benissimo, cos'altro dire? Cin? Cin. Adesso aspettiamo che si apra la bottiglia, che ci siamo quasi, eccola! E così facciamo un brindisi tutti assieme. Bene. Op. Perfetto, bene, cin cin, viva e viva a voi.